Un contenzioso che va avanti da anni. È quello che vede contrapposto il demanio della regione e lo stabilimento Vetem di Porto Empedocle, in particolare con la società Lungomare Pirandello 8, controllata dalla Cargill SPA. Un contenzioso che secondo alcune voci sarebbe stato risolto attraverso una transazione, ma la CGIL paventa il rischio licenziamento per 35 lavoratori dello stabilimento, ai quali ci sarebbero da aggiungere quelli dell'indotto. Per Porto Empedocle sarebbe una mazzata che farebbe il paio con la avvertenza Italcementi e con la questione Italcali. Da qui l'iniziativa di Franco Cangemi di chiedere un intervento all'assessore regionale al territorio e ambiente, Mariella Lobello. C'è una novità che è quella che tra Gargili, che significa anche adesso una società che si chiama Lungomare Pirandello 8, che è quello che ha l'immobile, e la regione ci sia stata una transazione e quindi si è chiuso il contenzioso. Però si erano diffuse notizie e si diffondono continuamente notizie che dopo questo contenzioso la società Lungomare Pirandello abbia comprato questo terreno. Notizie smentite e così via, ma non c'è niente di ufficiale. Per questa ragione noi come Filcitem CGIL abbiamo scritto all'assessore al territorio per chiedere notizie e per essere convocati in un tavolo tecnico insieme a tutte le parti, quindi significa organizzazioni sindacali, significa Vetem, quindi SEVA e quindi società Lungomare Pirandello, per chiudere definitivamente queste vicende e sapere che intenzioni hanno dopo il 2015, se in questo territorio, in quel terreno ci sarà ancora la Vetem o ci sarà qualcun altro. Noi pensiamo che non possiamo permetterci di perdere ancora posti di lavoro in questa provincia, che questa è sicuramente un'industria importante di qualità nel campo della chimica farmaceutica, e in un territorio come questo già martoriato non possiamo permetterci di perdere questo. Quindi dobbiamo capire, dobbiamo avere chiarezza di cosa vuole fare la regione e di cosa voglia fare invece vogliono fare anche le società che gestiscono questa azienda. Tra le altre cose si è diffusa anche un'altra notizia, anche questa smentita, che su quel terreno insisterebbe un vincolo di tipo paesaggistico. Anche questo qualcuno smentisce. Vogliamo capire. Questa confusione può sembrare anche, uno può pensare che sia nebbia per non fare vedere niente, quindi noi non vogliamo vedere chiaro e dobbiamo farlo tutti insieme. Secondo me dobbiamo coinvolgere tutti gli attori, organizzazioni sindacali, istituzioni che sono interessate a questo problema. Se qualcuno pensa di risolvere questo problema da solo, secondo me sbaglia, perché non si arriva da nessuna parte.